Amici del calcio a 5, ben trovati a questo appuntamento pomeridiano dalla location di Montopoli. Oggi per la Serie C2 Girone B si affrontano Cures, Passo Corese e San Vincenzo de Paoli. Andiamo a dare un'occhiata alle formazioni. Per i padroni di casa: Maresca, Sassu, De Angelis, De Mauro, Sgreccia, Leandri, Gregori, Trinos, Cera e Leandri Emanuele. Invece abbiamo Mancini in porta, De Filippo, Pirolli, Di Murro, Figuriti, Tempesta, De Santis, Giordano, De Nunzio, Mecarelli, De Santis Giuseppe, Tempesta Giorgio e Bonanni. Saluto fra i giocatori, il saluto alle panchine, è quasi tutto pronto. Ore 15:01, si attende solo il fischio dell'arbitro. È iniziata. Gestiscono il pallone i giocatori del San Vincenzo, attenzione, palla recuperata. Zona tiro per il numero 9, deviato subito, buona occasione padroni di casa. Ancora De Mauro dal corner, serie di blocchi, palla fuori per Sgreccia, il mancino al volo, la gran parata. Ancora Sgreccia, suggerimento. De Mauro, palla al piede, il pallone per Cera che cambia lato. De Mauro, il tiro deviato! Ed arriva la rete, subito passa in vantaggio la squadra Cures dei padroni di casa con De Mauro. Capitano Di Murro a cercare numero 32 De Santis, ancora Di Murro, esce dai blocchi numero 12 Figuriti e poi ci mette una pezza e addirittura trova la rete. Leandri, una chiusura difensiva che si trasforma in gol, 2-0 Cures. Sgreccia, ancora il tocco per Di Mauro, buona la palla per Cera, attenzione a Sgreccia, tiro deviato, serie di rimpalli, ancora Sgreccia sul pallone e nulla di fatto. Maresca ha rimesso in gioco il pallone su De Mauro che cerca adesso Cera. Pallone per Sgreccia che scambia ancora con Cera, gli toglie l'uomo De Mauro, Cera può accentrarsi, c'è la parata, rimessa laterale per i padroni di casa dall'out di destra, siamo quasi all'altezza del fondo, attenzione allo schema, il tiro ribattuto ancora numero 10 Leandri, tiro con deviazione. Pallone rimesso in gioco, prova il lancio in verticale, è buono il tiro, è ottima la risposta del portiere. Aspetta che i compagni lo accompagnino per l'appunto. Ancora Mecarelli, provato il dribbling, palla recuperata, attenzione Cera che può puntare, il pallone per Sgreccia, se la porta sul mancino ed è il gol di Sgreccia, il 3-0 del Cures con Sgreccia. Cera subito per De Mauro, il destro, tiro che sibila fuori ma è uscito di un niente. De Filippo, il destro, conclusione interessante. Cera, prova il dribbling, che bel sinistro, fuori veramente di poco. Arriva il duplice fischio, squadra a riposo sul punteggio di 3-0 con le marcature di Sgreccia, De Mauro e Leandri. Entrato in campo si ripartirà dal 3-0 parziale in un primo tempo che ha visto i padroni di casa dominare la partita, con qualche incursione estemporanea del San Vincenzo de Paoli. Aspettiamo il fischio dell'arbitro. È ripresa la gara, in campo gli stessi 10 che hanno concluso il primo tempo. Seguiamo subito l'azione offensiva del San Vincenzo de Paoli. Palla fuori, rimetterà il Cures nella zona centrale del campo. Cera, buono il dribbling, si propone Leandri, il tocco per Cera che è già lì davanti, Cera al destro
neanche un minuto e subito Cera mette un gol che sa di ipoteca sulla gara. 4-0, gol di Cera. Ottimo il break di De Mauro, il destro, la traversa. Attenzione, l'azione prosegue con Cera. Cera, ancora Cera, prova il tiro. Doppia occasione, ancora molto pericoloso il Cures. Sgreccia, pronto a battere il corner, chiamato lo schema, palla dietro per Cera, ancora grande conclusione, fuori di un soffio. De Filippo, il pallone per Di Murro, ancora adesso esce dai blocchi, attenzione Denunzio. Buono lo scambio con Tempesta, il tiro e che grande parata di Maresca. Ancora gira velocemente il pallone, Capitan Di Murro, il tocco per Denunzio che va a destra dove c'è De Filippo, provato il tiro e con una deviazione il pallone si insacca. Attenzione che le distanze sono accorciate con il gol di De Filippo. Cera, attenzione, se ne va sulla fascia, Cera il tiro, ottima la risposta di Mancini. Sul pallone De Mauro, palla dentro e l'inserimento con i tempi giusti di Leandri, tiro fuori, gol mancato. Cercato ancora Tempesta, sempre per Di Murro, si scambiano palla i compagni. Di Murro il tiro, buona conclusione, scusate era Tempesta, tiro che esce di poco, comunque sembrava in controllo Maresca. Cera, fascia destra, il destro di Cera, ancora una volta fuori di poco. Possibilità di contropiede con Sgreccia per i padroni di casa, la palla per Cera, Cera velocissimo, grande chiusura ancora di Murro. Sgreccia pronto a battere il corner, la palla filtra, Cera con il piattone, ancora palla fuori di poco. Sgreccia cerca sulla sua verticale il numero 7 De Angelis, però non sa chi darla, attenzione perché è chiuso. Buono il break difensivo, il tiro ed è il gol di Pirolli. E qui c'è da encomiare il recupero di De Santis, attenzione 4-2. Riceve palla Capitan De Mauro, la palla in verticale a cercare Cera, riesce a girarsi, Cera il tiro sull'esterno della rete. Andare indietro su De Mauro, il tocco per il solito Cera, serie di finte, la deviazione che stava per mandare in porta il pallone di Di Murro, sarà corner per il Cures. C'è ancora da De Santis, ancora il numero 7 a cercare De Mauro, adesso sta cercando il Cures di allentare un po' i ritmi in vantaggio di 2 gol. Calcio di punizione per i padroni di casa che hanno dominato fino agli ultimi 10 minuti, in cui la formazione ospite ha provato a farsi avanti con insistenza, ma comunque i padroni di casa sono sembrati in controllo. 4-2 il risultato finale. Il saluto finale, il terzo tempo fra i principali protagonisti della gara. Qui con Matteo De Mauro, il capitano del Cures, oggi ha giocato tutta la partita, anche grazie a lui che è arrivato il risultato, la vittoria, ma sentiamo le sue considerazioni al termine del match. Buonasera, abbiamo fatto un'altra vittoria importante, ci permette comunque di stare ancora primi in classifica e nonostante oggi numerose assenze, ma abbiamo portato a casa il bottino pieno, serve per la squadra e per il morale. Va bene così, grazie, un ringraziamento ancora a De Mauro. È tutto dal campo di Montopoli, grazie a tutti.